Buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono a distanza, perché abbiamo questo ultimo incontro in questa fascia oraria che va dalle 16 alle 17:30 dedicato a un tema a noi dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero molto caro, che è convivere con le emergenze, come rilanciare le relazioni a scuola e la motivazione ad apprendere. Ci siamo resi conto tutti noi del mondo della scuola che l'emergenza derivante dal virus SARS-CoV-2 e quindi diciamo le restrizioni che tutti noi abbiamo vissuto legate alla emergenza pandemica hanno portato a conseguenze diciamo interne e nella gestione delle relazioni tra le persone. Gli studi su questa materia si sono succeduti numerosissimi e hanno, come dire, confermato questo genere di problema, e per questo motivo abbiamo voluto dedicare a Job Orienta uno spazio di riflessione su che cosa si può fare, com'è la situazione oggi degli studenti nelle nostre scuole a pandemia diradata, diciamo così, per riprendere la motivazione ad apprendere e una corretta riposizionatura sulle relazioni a scuola. Per questo motivo lascerei subito la parola al nostro direttore generale, la dottoressa Carmela Palumbo, che ci ha stimolato a trattare questo tema. Grazie e ringrazio i relatori che sono qui presenti con noi. Sì, sappiamo la pandemia ha segnato davvero, vorrei dire, ci ha posto di fronte come sistema scolastico ad una sorta di pagina bianca, no? Tutta da scrivere e con tante incertezze, sia sotto il profilo organizzativo, perché le scuole hanno dovuto all'improvviso cambiare la modalità completamente, no? La modalità di insegnamento. E peraltro la pandemia ci ha portato anche a, diciamo, profondere molte delle energie. I dirigenti scolastici, io li ho incontrati in quel periodo tante volte da remoto, soprattutto sugli aspetti organizzativi di prevenzione e mitigazione del rischio collegato alla patologia. E in quel momento diciamo che è entrato un po' in ombra, no? L'impatto che diciamo che non avevamo neanche il tempo forse per riflettere compiutamente sull'impatto che questa diciamo improvvisa questo fatto epocale, no? Che ci ha riguardati, ci ha investiti, potesse avere sui nostri studenti anche una volta terminata la pandemia. È per questo che, diciamo, quando abbiamo cominciato ad essere alla fine del tunnel, abbiamo cominciato a vedere la luce, ci siamo in realtà posti molto il problema di comprendere l'impatto della pandemia e diciamo, del sistema, delle metodologie che un po' la pandemia ci ha costretto anche ad assumere con gli studenti, l'impatto appunto sugli apprendimenti, ma anche gli aspetti che sono un po' le precondizioni, no, dell'apprendimento. Quindi tutto diciamo, quell'area dello star bene a scuola, della predisposizione all'apprendimento, che è fondamentale ovviamente e che è stato fondamentale recuperare. Sappiamo ancora adesso, ci sono, sapete, episodi magari più eclatanti che salgono alla ribalta e che magari vengono anche commentati in modo anche molto sommario, vorrei dire, dalla stampa, giudicati in modo sommario, ma che diciamo manifestano assieme a tanti episodi invece più sommersi, a tante realtà, a tante storie più sommerse all'interno delle scuole, la presenza magari di un disagio, di un malessere che la pandemia o ha creato o ha semplicemente magari esaltato nei nostri ragazzi e che però incide profondamente sulla loro vita e sulla loro formazione. E quindi è per questo che noi abbiamo lavorato anche intensamente con l'ordine degli psicologi e con i pedagogisti e gli educatori, proprio per cercare di diciamo, aiutare le scuole a ricreare quell'ecosistema positivo, diciamo così,
che possa permettere, insomma, di riprendere l'apprendimento nelle migliore delle condizioni. E questo è un po' il senso anche di questo convegno. Grazie. Grazie, grazie direttore per questa appunto ragione di senso che ci porta ad un tavolo organizzato in prevalenza con esperti del settore, psicologi, psicoterapeuti e anche con la voce della scuola, perché verrà data parola poi al dirigente scolastico dell'Educandato Statale Agli Angeli di Verona, che coordina tutti i dirigenti del secondo ciclo e quindi ci porta in realtà diciamo una voce che rappresenta un po' tutte le scuole della città e della provincia. Iniziamo subito con il dottor Doriano Dalcengio, che io ringrazio particolarmente per la sua disponibilità. Lui è psicologo, psicoterapeuta, già coordinatore del Centro Informazione e Consulenza dell'ULSS 9 di Verona e quindi ha avuto modo di avere esperienza plurima sul settore, diciamo, delle dipendenze. Però in realtà, poiché lui... quello non funziona o no? No, ma sì, si sente, sì, no? bene, bene. Bene. E quindi lui ha avuto modo di conoscere molto da vicino le problematiche degli adolescenti, dei preadolescenti. Io l'ho sentito recentemente ad un incontro rivolto ai genitori in particolare, con una serie di studi recenti, no, sugli effetti proprio della pandemia a livello generale e un po' della situazione dei giovani oggi. Quindi a lei, dottor Dalcengio, la parola per illustrarci un po' il punto di vista degli studi. Grazie. Ok, grazie dell'invito. Sì, mi riallaccio proprio a questa domanda che fa un po' da filo conduttore anche rispetto a quello che è stato detto prima, cioè come stanno i giovani oggi dopo 2 anni di pandemia, una guerra alle porte che dura ormai, sono 10 mesi che c'è questo conflitto e non sembra che si veda fine. E quindi per documentarmi sono andato a vedere 2 studi che sono stati fatti quest'anno e pubblicati di recente, proprio a settembre sono usciti, forse uno prima, ma comunque riguardano tutti e 2 questo periodo, e sono fatti uno dall'Associazione di Dipendenze Tecnologiche che assieme al portale scuola.net ha distribuito un tot di questionari presso le scuole che vanno, ragazzi, il target è dagli 8 ai 19 anni, quindi parliamo in parte delle primarie e poi con le medie e le superiori. Hanno risposto 4.935 studenti. L'altra ricerca invece è stata fatta dall'UIARD. L'UIARD è un noto istituto di ricerca che dagli anni 80 ogni 4 anni presenta uno studio sulla condizione giovanile. Quest'anno ha fatto un lavoro di ricerca assieme a un'associazione milanese che si chiama Laboratorio Adolescenza. Anche loro hanno distribuito un tot di questionari nelle scuole, ben 5.600, sempre sul target un po' più ridotto, 13-18 anni. Io ho visto i 2 studi, più o meno si sovrappongono, adesso ovviamente ho estrapolato alcune informazioni, purtroppo vi do dei numeri, spero di non essere troppo pesante nel farlo. Comunque diciamo che emergono una serie di fenomeni interessanti. Allora, rispetto alla guerra, innanzitutto emerge che il 68% di questi giovani è estremamente preoccupato per la situazione che si è venuta a creare. Prima la pandemia che in qualche modo ha rubato loro la libertà di movimento, di contatto, di relazioni, e adesso la guerra che rischia di togliere il futuro a questi ragazzi. 8 su 10 afferma che la guerra ha avuto un impatto negativo sul proprio umore e a un terzo, il 34%, capita spesso di essere talmente scoraggiato per quello che sta succedendo che non ha molta voglia di vivere. Su questo poi ci torniamo come riflessione. Questo dato invece non c'entra con lo studio, ma è un dato Istat. Nel nostro paese ci sono 3 milioni di, chiamiamoli giovani, tra i 15 e i 34 anni che non lavorano e non studiano. Questi 3 milioni rappresentano il 25% dell'intero target. Tradotto significa che c'è una cospicua percentuale di giovani che non pensa al futuro, non sta
programmando il proprio futuro, vive una sorta di limbo, di attesa che qualcosa succeda. Dagli studi che vi ho citato emergono 3 fenomeni in particolar modo rilevanti che vi vado a citare. Il primo riguarda il ritiro sociale. Il ritiro sociale è un fenomeno che abbiamo già conosciuto, nel senso che gli hikikomori abbiamo cominciato a parlarne, anche in parte a occuparcene una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più. Però la tendenza che sta emergendo è che ci sono sempre più ragazzi e adolescenti che preferiscono starsene a casa, chiusi nella loro cameretta, avere una relazione col mondo filtrata da schermi, quindi da tablet, smartphone, computer, preferiscono, diciamo, avere meno contatti possibili con il fuori. Sembra che questo fenomeno si sia accentuato con la DAD, ed è anche in parte comprensibile, e possiamo definirlo un fenomeno di ansia sociale, di fobia sociale, cioè la paura dell'altro o degli incontri o di ciò che c'è fuori, e quindi si preferisce starsene nella propria cameretta a osservare il mondo da questa finestra che in qualche modo si apre sulla realtà. Il 18% del campione afferma che spesso valuta la prospettiva di non voler più uscire di casa. La cosa comincia a essere ancora più preoccupante se andiamo a vedere gli under 13, dove addirittura il 33% comincia a pensare di non aver voglia di uscire da casa. Tantissimi bambini e ragazzi, riportano questi studi, dichiarano di voler rimanere a casa col cellulare nella loro stanza perché hanno l'idea che quanto stiano vivendo sia più facile da sopportare. L'altro fenomeno che emerge invece riguarda i disordini alimentari. Per disordini alimentari parliamo soprattutto di restrizioni alimentari, parliamo di diete fai da te, chi diciamo solo vegetariana, chi solo liquida. Tra l'altro sembra che questo fenomeno sia ulteriormente agevolato dai social network, da internet, ci sono l'influenza dei blogger, gli influencer che danno consigli su come dimagrire, rimanere magri, in qualche modo sottolineando ancora una volta che insomma la magrezza è soprattutto per il femminile elemento di bellezza, ecco. Diciamo che il 58 di questi adolescenti, ma se parliamo di ragazze saliamo al 69,4, sostiene che nei 2 anni di pandemia ha mangiato in modo inappropriato, troppo poco e in modo sregolato. Non è solamente la restrizione alimentare, è anche le abbuffate che in qualche modo vengono sottolineate come in aumento, e qua il cibo diciamo, rappresenta quello che in parte abbiamo già visto in tante situazioni, una sorta di ansiolitico, sedativo, che va a coprire certi vuoti e via discorrendo. Il 37% lamenta di essere aumentato di peso, e questo anche in relazione al fatto che c'è stato poco movimento, perché con i lockdown vari c'è stata insomma una limitazione nel fare sport. L'ultimo fenomeno, che è forse il più inquietante, riguarda invece l'autolesionismo e le fantasie suicidarie. Sembra che questo fenomeno sia in aumento, e anche qua a Verona ci sono stati degli episodi, io mi ricordo aprile-maggio c'è stato un tam tam fra le scuole, e a me l'informazione è arrivata attraverso colleghi che lavorano e che conoscono e che mi hanno contattato per dirmi hai saputo qua, hai saputo là. Praticamente mi risulta che sono stati 9 tentati suicidi, di cui 3 riusciti, quindi è una situazione che comunque anche a Verona ha creato un certo allarme. Comunque, stiamo ai dati. Oltre 1 su 6 degli intervistati dice che negli ultimi mesi ha provato a farsi del male per sfogare il proprio malessere. La cosa più sorprendente, almeno per me, è stato quello che hanno dichiarato gli under 16. Tra i bambini, dagli 8 ai 13 anni, gli episodi di autolesionismo hanno interessato un ragazzo, bambino, ragazzo, 1 su 3. Tantissimo. Se invece riguardiamo diciamo, la fascia 14-16, vediamo che questo fenomeno ha interessato un ragazzo su 5. Secondo alcuni esperti, faccio riferimento a interviste e dichiarazioni di neuropsichiatri dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova piuttosto che dell'ospedale pediatrico Bambini Gesù di Roma,
partendo dal 2019, quindi periodo pre-pandemico, al 21 i tentati suicidi sono aumentati del 30%, mentre i ricoveri per autolesionismo sono aumentati del 50%, tanto che alcuni reparti si sono trovati fortemente in difficoltà perché non avevano posti letto. Che prima considerazione, è chiaro, sono stati anni difficili per tutti, per noi, per loro, diciamo che anche i servizi hanno sottolineato come ci sia stato un aumento di richiesta di aiuto intorno al 20-25%, parliamo di servizi psichiatrici, neuropsichiatria infantile, servizi predipendenze, piuttosto che i consultori familiari, c'è stato un aumento di richiesta di aiuto che denota insomma, la difficoltà e il disagio vissuto da tutti. Però la riflessione è questa: questo disagio si trasforma in una sorta di tensione interna, una tensione che va gestita in qualche modo, e si vede che nei ragazzi, quando questa tensione prende la via della paura, ecco che allora diventa, come dire, l'ansia sociale, diventa la preoccupazione, la paura dell'altro, e quindi c'è il ritiro sociale. Quando invece questa tensione interna prende la via della rabbia, ecco che allora bisogna esternarla, bisogna portarla fuori, e allora si può accanire rispetto al proprio corpo oppure al corpo di qualcun altro. Allora, tutti gli episodi che le cronache ci hanno riproposto in questi anni di violenza anche fra gruppi di adolescenti che si davano appuntamento per picchiarsi, oppure il discorso che si faceva prima su le baby gang, o tanti altri episodi anche di aggressività espressa non solo nei confronti dell'altro, ma anche di oggetti, beni, macchine e via discorrendo. Ecco. Sempre stando a questi studi, il 58% di questi ragazzi andrebbe di corsa dallo psicologo se potesse permetterselo o se le sedute fossero gratuite. Se guardiamo poi la fascia dai 17 ai 19 anni, la platea sfiora il 70%, e questo la dice lunga sul bisogno che avvertono di poter comunicare, insomma comunicare con qualcuno. L'Istituto Minotauro di Milano, che probabilmente conoscete tutti, è diciamo, un centro specializzato di psicologia e psicoterapia dell'adolescente che da anni lavora col Comune di Milano, gestendo buona parte anche degli sportelli di ascolto nelle scuole, ha deciso di lanciare a fine aprile un'iniziativa mettendo a disposizione un numero verde e un cellulare con WhatsApp, Telegram e quant'altro, rivolto alla fascia di 14 e 18, e aperto 3 pomeriggi a settimana dalle 16 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 12, e sembra che siano stati subissati da telefonate, contatti e quant'altro. 452 contatti in soli 4 mesi di attività. Tanti ragazzi si rivolgevano per avere informazioni, qualcun altro per sfogarsi, qualcun altro per chiedere come aiutare un amico e via discorrendo. Anche un centro privato che si chiama Welcomed, che è di medicina privata a Milano, ha deciso di aprire uno sportello di ascolto gratuito, e anche lì c'è stata, sempre sulla fascia 14-18, e c'è stata una notevole affluenza, 300 colloqui da poco meno di 9 mesi. Io come psicoterapeuta so che, come dire, il disagio interno, la tensione interna, se la si può portare fuori, si può dare voce, si depotenzia, nel senso che si riduce la tensione interna, perché condividere con qualcuno questo stato interiore significa dividere con, quindi il peso si riduce perché in qualche modo lo si trasferisce, fra virgolette, nelle mani di qualcun altro. Vado a chiudere. Come sapete tutti, il governo Draghi aveva istituito il bonus psicologi, che io non mi ha trovato parzialmente d'accordo, nel senso che come esigenza sicuramente è evidente, dopo tutto quello che ho anche detto, però hanno messo in piedi un meccanismo piuttosto farraginoso che un po' scoraggia la possibilità di poterne utilizzare il servizio. Comunque, hanno messo a disposizione 20 milioni, 10 per potenziare i servizi pubblici, 10 per il privato. Credo che poi in uno dei tanti decreti abbiano aumentato la quota per i privati. Però, allora, nei 2 mesi che hanno aperto l'iscrizione all'INPS, che non so come farà a gestire poi tutto il meccanismo,
le domande sono arrivate a 340.000 domande, di cui il 60% fatte da persone al di sotto di 35 anni. Secondo un quotidiano, una rivista online che si chiama Qui Finanza, che ha fatto un po' di conti rispetto ai soldi dati, la domanda, poi c'è di mezzo l'ISEE e via discorrendo, ha stabilito che ci saranno probabilmente un 60.000 persone che potranno accedere a questo bonus e quindi a questa possibilità, tradotto 1 su 5 rispetto alla domanda. Ecco, questo fa un po' pensare. Come fa pensare anche questo dato qua, cioè in Italia, l'Italia si destina alla salute mentale circa il 3,5% del budget del sistema sanitario nazionale. In Germania abbiamo l'11,3%, la Svezia destina il 10%, l'Inghilterra 9,5%, eccetera. Quindi bisogna fare di più, punto. Grazie dell'ascolto. Grazie dottor Dal Cengio per questa analisi che tra l'altro avevamo chiesto, vero direttore, che è molto utile perché ci permette di mettere i piedi per terra. E mettendo i piedi per terra forse qualcosa si può fare di più. Detto questo, intanto riflettiamo, non siamo in molti in sala, ma spero che quelli anche a distanza possano appunto avere questi dati su cui pensare. Nel frattempo passerei la parola al dottor Amedeo Bezzetto, che ci proviene come diciamo aggancio anche dall'Ordine degli Psicologi del Veneto, con i quali collaboriamo e poi ci sarà data parola. Il dottor Bezzetto è psicologo, psicoterapeuta, responsabile del settore adolescenza dell'ospedale Santa Giuliana di Verona. Oltre ad essere una persona che lavora in silenzio ma che ha contatto con tante problematiche, abbiamo chiesto a lui anche nella sua comunicazione di dirci cosa anche si può fare, no? Come agganciare questi adolescenti. Ecco, non so Amedeo se vuoi presentare le slide, se preferisci parlare. Parlo. Parli, ok. Comunque le slide te le mette su se vuoi e le fa scorrere. Intanto parli. Noi le abbiamo pronte, se abbiamo bisogno ce le chiedi. Perfetto. A te la parola. Grazie e un saluto a tutti. Grazie di avermi invitato. Io ho ascoltato con attenzione quello che diceva il dottor Dal Cengio, che condivido. E posso anche confermare dal mio piccolo osservatorio. Ecco, forse questo può essere utile per cominciare, perché io lavoro sul territorio, vengo da un ospedale monospecialistico qui della città di Verona, che si occupa di disturbi mentali, di psichiatria, e che da 20 anni ha un'unità di lavoro dedicata ai disturbi in adolescenza. Da 20 anni. Perché le sofferenze in adolescenza ci sono sempre state, però è anche vero che mai come negli ultimi anni abbiamo avuto così tante richieste di interventi sanitari di ragazzi dai 13-14 anni fino ai 20 e che quindi l'ospedale si sta riorganizzando per aprire addirittura anche una seconda unità di accoglienza residenziale per fasce d'età leggermente distinte, visto che c'è la necessità di intervenire e di aiutare i servizi dell'ULSS del territorio. Abbiamo ogni anno, negli ultimi anni di più, un 100-120 ricoveri che vengono da ragazzi da tutto il nord Italia, perché strutture specialistiche di tipo sanitario dedicate a questo tipo di problematica non ce ne sono. Quindi in un certo qual senso mi trovo perfettamente in linea con l'analisi che faceva il dottor Dal Cengio e volevo anche offrirvi un paio di approfondimenti nello specifico. Mano a mano che accogliamo tanti di questi ragazzi che con le loro famiglie sono coinvolti in drammi all'unisono, perché ogni adolescente che sta male significa una situazione familiare complessa e ugualmente sofferente. Mano a mano che raccogliamo tutte queste testimonianze possiamo fare alcune considerazioni di massima.
Ad esempio, una delle considerazioni importanti ha a che fare proprio col futuro. Abbiamo capito che ci sono così tanti ragazzi che stanno male perché hanno una storia traumatica, così quanti di loro stanno male perché hanno un blocco evolutivo. Cioè non è la storia, è il futuro. È il futuro che può diventare così pericoloso, pauroso, spaventoso, che genera in una preadolescenza, in una mente preadolescente, in una identità appena accennata, una sorta di trauma in anticipo. E il fallimento evolutivo si chiama anche dispersione scolastica, si chiama anche ritiro sociale, si chiama anche didattica a distanza imperfetta, diciamo, con lo studente che non è uno studente, ma da casa non riesce neanche a seguire la didattica a distanza. Sono tutti quadri di cattivo funzionamento, di pseudo funzionamento, che ci dicono che bisogna che ci attrezziamo, e su questo le scuole potrebbero fare la differenza, per aiutare tanti di questi studenti che prima di tutto sono adolescenti e sono tutti a scuola, fortunatamente, aiutarli a lavorare meglio su come gestire non solo l'ordinario, ma gestire il futuro straordinario o impossibile, come diceva il dottor Dal Cengio prima, che tanti di loro hanno nella testa. Rapporto Censis 2022, quindi campione italiano, relativo ai dati raccolti nel 2021. Alla domanda per i ragazzi dai 15 ai 24 anni, qual è lo stato d'animo principale che ha a che fare con la visione del futuro, il 50% risponde l'incertezza e il 30% l'ansia, quindi tenete conto che l'incertezza è un prodromo dell'ansia, quindi tutti i ragazzi vivono una condizione di stallo o timore importante nei confronti del futuro e possiamo anche ipotizzare che per tanti di loro l'esperienza del sintomo di un disturbo importante psichiatrico e un intervento di cura anche significativo, che potrebbe sembrare improprio, in realtà è frutto proprio di questa dinamica. Le scuole possono fare delle cose eccezionali su questo. Possono fare delle cose eccezionali nella misura in cui riescono a introdurre più relazione, per essere semplice nella comunicazione, anche attraverso l'esperienza formativa. È vero che tanti insegnanti si sentono un po' a disagio. Si sentono un po' a disagio perché si trovano con una platea di ragazzi non solo numerosa, ma davvero sempre più complessa e anche sofferente, almeno in condizioni di disagio, senza andare al sintomo, al segno autolesivo. Quindi è vero che tanti insegnanti di adolescenti, parlo di questa fascia d'età, sono in difficoltà perché nell'apprendimento, nel loro mestiere del docente, devono comunque tenere un occhio, ascoltare, accogliere, se non addirittura gestire, io spero in maniera condivisa, situazioni all'interno della classe che hanno a che fare con un tipo di complessità particolarmente difficile da gestire e non possono fare gli psicologi, non possono fare gli assistenti sociali. Però è pur vero che questo tipo di problematica è così diffusa e aperta in tanti ragazzi che per quanti psicologi o consulenze potremo offrire alle scuole, ci sarà comunque bisogno di ripensare, di favorire, migliorare o qualificare sempre di più tutti gli adulti che sono nelle scuole perché adoperino la loro mente, il loro cuore, le loro mani, anche ad ascoltare, ad accudire queste piccole identità incomplete che soffrono di futuro. Lo dovranno fare attraverso la relazione, attraverso le parole, forse anche attraverso la motivazione, che era un pezzettino del titolo che la dottoressa Donà ci mette,
perché la motivazione potrebbe essere anche insegnata. La motivazione potrebbe stare all'apprendimento in una condizione di favore nella misura in cui non viene riconosciuta e delegata solo alla mente dell'adolescente, ma viene anche in qualche maniera tradotta in situazioni, quindi strategie didattiche, piuttosto che forme di intervento istituzionali larghe a livello di scuola, che possa davvero intervenire e far crescere la motivazione come se fosse una competenza. Io so che non invento niente, nel senso che sono cose già scritte, però sono cose che ogni volta che mi trovo a leggerle le trovo buone e non ho ancora la sensazione che siamo riusciti a praticarle abbastanza. Lo studente che non è motivato ha un problema suo. Invece, oltre che avere un problema suo, interno, personologico, scarico, arrabbiato, spaventato, potremmo anche immaginare delle forme che hanno a che fare con il bilancio del funzionamento, il grado di autonomia, la qualità relazionale nel gestire anche il compito, che possa essere utile per motivare, come se fosse proprio una competenza, un ragazzo che a questo punto ha un percorso da fare per qualificare la sua motivazione all'interno dell'esperienza scolastica. Questa è relazione. Questo non è andare a cercare un difetto all'interno di un adolescente, piuttosto che andare a specializzare una figura specialistica del sistema scuola che possa fare un corso sulla motivazione. Questo è pensare in una forma di sistema, perché tutti gli attori della vita domestica della scuola possono partecipare in chiave relazionale per lo sviluppo anche di questa competenza della motivazione. Per me la scuola, per tanti degli adolescenti che conosco in ospedale, con i quali facciamo anche un intervento scolastico interno che sta funzionando molto bene, siamo molto contenti, aiutati dalla Fondazione San Zeno, che senza di loro non potremmo fare. Con tanti di questi ragazzi ci accordiamo che davvero possiamo lavorare con l'idea che la scuola possa diventare, essere, recuperare, migliorare una sua identità di comunità educante, ma non in un senso quasi romantico, in un senso proprio tecnico. Bisogna che pensiamo agli adolescenti, soprattutto i più grandicelli, a delle comunità educanti che non siano superegoiche. È un termine tecnico che un po' duro e gli psicoanalisti mi perdoneranno. Però nella misura in cui questi adolescenti diventano grandi, è importante che della dipendenza, che del rapporto con l'autorità, che ha una attribuita per statuto, diciamo così, che del rapporto in classe gestito in maniera concorrenziale se ne faccia sempre un po' a meno, a favore di una maggior capacità sul piano dell'autonomia e dell'indipendenza anche, cosa che una comunità educante dovrebbe costruire a mo' di processo. Partiamo da una situazione in cui sei piccolo e sei dipendente e non autonomo e ti accompagniamo sempre di più ad essere più autonomo e più autosufficiente all'interno di un'organizzazione precisa. Così per quanto riguarda l'autorità, partiamo da una situazione di nomina di chi gestisce il potere all'interno del gruppo per favorire nel tempo un'attribuzione di senso del potere, in chiave quindi di autorevolezza, per meriti sul campo. Lo dice Manghi dell'Università di Pavia o Piacenza, adesso non vorrei sbagliarmi. Dice che è la nuova sfida educativa tra adulti e adolescenti.
è finita l'epoca di una gestione degli adolescenti in termini di verticalità. Ed è iniziata un'epoca, e questi ragazzi sono pronti, del riconoscimento dell'autorità su un piano orizzontale per quanti si distinguono sul campo. Non per titolo attribuito, ma per, come si può dire, riconoscimento guadagnato. Questa formula non è di una comunità superegoica, è di una comunità educante adatta per gli adolescenti. Tutte queste dimensioni sono, come si dice, nella proprietà di poter essere esercitate in tutte le scuole, però bisogna che come adulti responsabili e competenti sulla materia, quindi sulla materia degli adolescenti, approfittiamo di questa loro necessità di costruire il personaggio, la soggettività di cui hanno bisogno attraverso l'esperienza, e approfittiamo di loro attraverso l'esperienza scolastica proprio per accompagnarli a crescere in questo senso. Quindi ben vengano gli apprendimenti per cui la scuola è deputata, ma approfittiamo della possibilità di accompagnarli anche per un aspetto educativo che ha a che fare con gli accenni che facevo prima, perché in questo modo potremmo avere un sacco di non solo bravi studenti, ma anche di cittadini di 17, 18, 19 anni che in quinta superiore sono pronti a esercitare un bel po' di diritti sostanziali per la nostra democrazia. Ok? Amedeo, grazie. A voi. Ti farei un applauso. Anch'io, vero? Forse il direttore non conosce Amedeo, è la prima volta che lo sente? Era incantata, vero? Ecco, quindi Amedeo grazie, perché io avevo chiesto ad Amedeo, che tra l'altro è in una situazione appunto lavorativa a contatto con gli adolescenti che hai anche detto, di darci degli stimoli. Certo, gli stimoli che ci hai dato sono veramente molto interessanti. Peccato che c'è poca gente qua in presenza, ma dovremmo riprendere, no, direttore, questo tema con le scuole nostre. Bene, allora passiamo adesso al dottor Michele Orlando, che è psicologo, rappresenta qui l'Ordine degli Psicologi del Veneto, e ringraziamo particolarmente l'Ordine per aver intanto appunto accolto questo nostro invito e per le attività che stiamo conducendo con voi al tavolo, no, dell'Ufficio Scolastico Regionale, e quindi lascio la parola velocemente a Michele Orlando, che un po' ci riporta agli aspetti che invece noi come Ufficio Scolastico Regionale con l'Ordine facciamo per sostenere le scuole in questa anche nuova sfida, come abbiamo sentito poco fa dai due interventi precedenti. Michele, passo il microfono. Grazie mille. Intanto vi ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale per l'invito, la dottoressa Donà e la dottoressa Palumbo, e porto i saluti del Presidente dell'Ordine, il dottor Luca Pezzullo, e ovviamente di tutto il Consiglio, che mi ha incaricato oggi di essere qui, insomma, in rappresentanza. Allora, io sono all'interno del Consiglio dell'Ordine, sono consigliere ma soprattutto coordinatore della Commissione Tutela dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, e in questi 3 anni di attività abbiamo avuto modo di intervenire, di confrontarci, di sostenere in varie modalità e misure sia i dirigenti scolastici che quelli che sono i colleghi e le colleghe che lavorano all'interno delle istituzioni scolastiche. Tutto un po' iniziato anche grazie al protocollo tra il CNOP, quindi tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi e il Ministero dell'Istruzione, che ha portato al primo stanziamento di fondi all'interno delle scuole dedicate unicamente alla presenza dello psicologo. All'interno di questo stanziamento ci siamo attivati come ordine creando quelle che potevano essere delle indicazioni da fornire poi ai dirigenti scolastici, che comunque con una loro autonomia potevano ulteriormente approfondire, e ha portato all'attivazione dei primi veri bandi, i bandi che sono stati emanati, che hanno portato i colleghi all'interno delle scuole. Devo dire che la collaborazione è stata fruttuosa sotto tanti punti di vista, nel senso che ha portato noi come ordine a intrecciare un lavoro sempre più
più stretto e con obiettivi comuni con l'ufficio scolastico regionale, ci ha portato alla conoscenza diretta di molti dirigenti scolastici. Io ho fatto consulenza a diversi dirigenti scolastici nel momento in cui preparavano i bandi, venivano inviati a me, io li verificavo e poi gli dicevo che cosa poteva essere anche più di aiuto a loro nella fase di ricerca, ma soprattutto ci ha permesso anche di andare a intervenire in quelle situazioni complesse, chiaroscurali, che a volte si possono riscontrare nelle scuole nel momento in cui magari si avvicinavano, venivano avvicinati, venivano inseriti delle figure che magari non erano adeguate per la tipologia di attività che doveva essere svolta. Fatto questo primo passaggio abbiamo proseguito il percorso e abbiamo avuto diversi incontri anche di rete. Abbiamo avuto incontri qua a Verona con il provveditorato Gli Studi più di una volta. Adesso come ordine saremo all'interno della rete per il supporto psicologico, educativo e pedagogico delle scuole qua del Veronese. Questo perché l'idea è di riuscire a portare insieme i interventi, sostegni di qualità, fornire quella che può essere l'aiuto migliore da parte della psicologia, che può affiancare i dirigenti scolastici e soprattutto quelli che sono i ragazzi e le ragazze. Detto in sintesi, ad esempio, una delle cose che adesso anticipiamo, ma non entriamo nel dettaglio, giusto? A gennaio, tra fine gennaio e inizi febbraio, verrà presentato un documento redatto da parte dell'Ordine in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, quindi sarà un lavoro regionale importante, non esiste a livello nazionale, ecco, questo volevo farlo notare, non esiste a livello nazionale nulla che sia stato siglato sia dall'Ordine che dall'Ufficio Scolastico Regionale su quelli che devono essere le caratteristiche, i campi di lavoro, i limiti anche di lavoro di quello che è la parte degli psicologi e dei non psicologi. Ecco, questo è un primo lavoro, cioè come interviene lo psicologo nella scuola, quali sono le funzioni, le attribuzioni da dare allo psicologo all'interno della scuola e come soprattutto lo psicologo può essere di aiuto alla scuola, perché forse questo a volte è il passaggio che non è sempre chiaro, tant'è che lo stiamo approfondendo con varie sezioni dedicato a quelle che sono le attività di sportello, attività laboratoriale, attività di supervisione in classe, di supporto ai docenti, di supporto alle famiglie, ma soprattutto anche con quelle che sono le relazioni col mondo esterno, perché la scuola non è un organismo isolato, no? Si cala all'interno di una comunità che può avere intorno a sé altri momenti di contatto, come può essere, io parlo se dico Verona, ma possiamo astrarlo ovviamente alla regione, con l'ULS, può avere contatti con quelli che sono gli enti territoriali del terzo settore, può avere contatti con i servizi sociali e quant'altro, e quindi come potersi relazionare, in quale modalità, in qual è la modalità giusta dell'invio anche nel momento in cui si riscontrano situazioni più complesse all'interno, e come quindi anche la nostra figura, la figura degli psicologi, può sostenere il dirigente scolastico, il consiglio, il collegio, magari docenti e quant'altro, nell'accompagnare famiglie, giovani e anche i docenti all'interno di questo percorso. Ecco, è un impegno che ci siamo presi in tutta la consigliatura, ma che ci prendiamo costantemente in realtà. Questo perché il primo obiettivo, che è il più importante per quello che ci riguarda, va sulla promozione della salute del cittadino. Promozione della salute che per noi passa anche per la promozione ovviamente della professione, perché innanzitutto quello che andiamo a pensare è il benessere che possiamo portare alla società, e quindi come consiglio, come ordine, dobbiamo pensare sempre a quale sarà la ricaduta che noi potremo avere e che chi è con noi potrebbe avere sui cittadini, e in quanto tale cerchiamo di mettere in campo tutte quelle azioni necessarie perché questa si possa mantenere. Da qui inizia il lavoro, è stato il lavoro poi dei gruppi di lavoro dedicati alla psicologia scolastica, dedicata alla commissione tutela, che ci ha portato a intervenire, a creare relazioni, a incontrarci con molte istituzioni e in primis con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo chiuso sabato un convegno molto importante, io questo lo inserisco, ad esempio anche con le forze dell'ordine proprio in materia, su quella che può essere la tutela della salute di ogni cittadino, la salute pubblica, e come ci stiamo
impegnando perché questa venga mantenuta. È stato un convegno estremamente interessante che ha portato ad aperture di relazioni, incontri, e dove abbiamo raccontato, io ho raccontato all'interno del convegno, questo lavoro che stiamo facendo con l'ufficio scolastico regionale ed è stato molto gradito anche dall'Arma dei Carabinieri e l'Arma della Guardia di Finanza, che erano presenti al convegno come relatori con noi, perché hanno detto anche a noi aiuta a sapere che da un lato c'è un interesse comune e un sostegno, perché comunque siamo anche noi parte della società, abbiamo figli, abbiamo mogli, abbiamo mariti, abbiamo persone che lavorano, vivono all'interno della scuola o la frequentano in qualche modo, e l'idea che ci sia un interesse così grande per il benessere di quelli che sono i nostri cari, ma soprattutto c'è un'attenzione da parte di tutti a far sì che le cose vadano in una certa direzione, da un lato aiuta e rasserena come esseri umani, oltre che come rappresentanti di determinate forze dell'ordine. Ecco. Questo è perlomeno una parte del lavoro che abbiamo svolto. Prima di andare a conclusione io volevo ringraziare comunque il dottor Dalcengio e il dottor Bezzetto per quanto hanno detto finora, interessantissimi i dati del dottor Dalcengio, a cui aggiungo appunto che c'è stato, se si parla del bonus psicologo, io mi trovo anch'io d'accordo, essere in parte d'accordo col bonus, perché sappiamo che l'unico modo per riuscire a cambiare, per riuscire a intervenire, sono le riforme strutturali che vanno a trasformare quello che è l'intervento a livello sanitario. Il bonus psicologo non potrà essere erogato a tutti, una grossa fetta della platea che l'ha chiesto resterà fuori da questo, e questo ci deve far ragionare, perché se abbiamo tante persone che chiedono e molte a cui non possiamo rispondere, vuol dire che qualcuno avrà bisogni estremi e bisognerà rispondere a questi bisogni estremi. E poi vorrei anche aggiungere da questo punto di vista anche come categoria ci siamo messi in gioco, abbiamo anche ipotizzato altri strumenti di sostegno e quant'altro, la nostra cassa, l'ENPAP, ha ipotizzato dei percorsi di sostegno con colleghi che sono formati secondo protocolli validati a livello internazionale, quindi in realtà noi ci stiamo mettendo anche il nostro proprio come professionisti, mettendoci in prima persona a lavorare in merito, e questo secondo me è un vanto da un lato come appartenente alla categoria, ma da un altro lato anche un modo per riflettere con chi ci circonda. E infine ringrazio il dottor Bezzetto che quando è stato pensato, no, quando ci siamo incontrati con l'ufficio scolastico regionale, ho ipotizzato il dottor Bezzetto perché lo conosco molto bene, abbiamo lavorato insieme abbastanza e lavoriamo tuttora insieme, e conosco e so che incanta. Ecco, io in realtà lo faccio venire per far incantare me per primo, e poi vedo che incanta tutti quelli che ci circondano. Ecco. Vi ringrazio intanto per lo spazio. Grazie Michele per l'incanto, che è proprio una bella parola questa, però oltre che incantare, Amedeo fa riflettere come Doriano. E mi fa piacere che il dottor Orlando abbia citato i lavori, il cantiere che abbiamo in corso, perché nonostante il dottor Dalcengio ci abbia ben detto che 3,5% delle spese della sanità, no, vanno a questo tipo di problematiche, cioè della salute mentale, a differenza della Germania, se ho capito bene, 11,3, 10,3 la Svezia, 9,5. Nel nostro piccolo, tra le UFDA con la regione e il lavoro che stiamo cercando di fare, cerchiamo di fare del nostro meglio. Speriamo di fare le nozze con dei fichi e non con i fichi secchi, anche se forse sono buoni anche i fichi secchi per quello. I datteri, ecco, giusto direttore, con i datteri. Sì, più, come dire, più qualificati in tutti i sensi. Allora adesso abbiamo l'ultimo intervento, che però è ultimo perché è quello primo, cioè Mario rappresenti tutti i dirigenti, quindi hai un bel carico, no? Della città e della provincia, e vogliamo adesso sentire la voce della scuola. Insomma, noi hai sentito bene l'analisi eccetera, cosa succede nelle nostre scuole. Fortunatamente, aggiungo una cosa da donna di scuola, abbiamo un grande vantaggio adesso in presenza, che la classe, cioè, ci raccoglie un gruppo di studenti, alunni, alunne, che fa omologazione e che tante volte è terapeutica, cioè la classe è terapeutica, è un luogo dove uno può sentirsi uno in mezzo a tanti, e questo infatti è l'elemento che è venuto a mancare sostanzialmente con la pandemia, no? Ecco, e non voglio anticipare niente, a te Mario la parola.
Allora, non è facilissimo raccogliere tutto quello che è Chiedo stato... scusa, ha Sì, ragione il direttore, non ho detto, ma Ah. perché direttore avevo detto prima, Mario Bonini dirige l'Educandato Statale agli Angeli di Verona e quindi ha un osservatorio che va dai 6 ai 20 anni, era quello che il sì, direttore sì, voleva sì. dirmi, no? Questo Inoltre questo ospiti anche al tuo interno il convitto Sì. e quindi hai anche la cura di Centinaia di un ragazzi, gruppo sì. di studenti che stanno da te dalla mattina alla sera. H24. H24, Sì, ecco. sì, non credo che sia l'unico elemento di cui tenere conto, nel senso che la scuola viene investita di ruoli che le sono doverosi, anche se viene sempre un po' da domandarsi se questi ragazzi sono orfani, nel senso che tutto il resto dov'è? Cioè la famiglia, i genitori, la rete sociale, la rete di quartiere, di spazi dove questi vivono, dove sono. E vi confesso anche una sorta di scoramento quando al telegiornale, sui giornali si dice ma la scuola dovrebbe e la scuola dovrebbe salvare il mondo. E ci sta per certi versi, perché è altrettanto vero che i ragazzi passano nelle nostre scuole tante ore, 6, 7, 8, 9, a volte anche 10 ore al giorno, se penso alla mia scuola, dove le famiglie portano i bambini, i ragazzi alle 7:30 e li vengono a prendere alle 6 di sera. Insomma, quindi la responsabilità c'è ed è tanta. Quello che noi notiamo è che rispetto a una storia della scuola in cui l'impegno all'aspetto educativo e formativo negli ultimi 20 anni si è molto accentuato, è un po' venuta meno la figura dell'insegnante detentore del sapere che trasmette, punto, e con tutte le fatiche del caso, chi si è avventurato in questi anni nella bellissima professione dell'insegnamento sa che deve mettere in conto il suo ruolo educativo. Con tutte a volte le fatiche, le incertezze, le vocazioni, le sensibilità, perché poi gli insegnanti sono una platea variegatissima, che non è necessariamente formata a determinate tematiche, che va formata, va sostenuta, va seguita. In una scuola che dagli anni 90, se vi ricordate la fine degli anni 90, quando furono istituite nelle scuole i cosiddetti CIC, i centri di formazione e consulenza, insomma di strada ne ha fatta, no? Al punto che adesso in ogni scuola c'è anche la figura dello psicopedagogista, del counselor, dello psicologo. Il Ministero ha incentivato queste figure. Resta pur vero che gli insegnanti si trovano a volte spiazzati di fronte a determinate situazioni, vanno veramente sostenuti, supportati, anche perché un altro dato, che invece questo è proprio di questi ultimi anni, è che si sta abbassando sempre di più l'età nella quale si manifestano alcune situazioni di aggressività, di fobia scolare, di disturbi alimentari, di non capacità di reggere la benché minima regola, la cosiddetta scolarizzazione, che ovviamente ha una dimensione verticale, che se ne dica, e che va anche appresa giocoforza. Molta difficoltà nella scuola in cui nel tempo si sono messe a fuoco tutta quella platea di alunni, di ragazzi che noi, insomma, con questi acronimi che la scuola sforna ogni 3x2, BES, in cui ci mettiamo dentro tantissime cose, dalle questioni effettivamente di SA, però anche problemi linguistici, problemi psicologici, deprivazioni economico-sociali. Allora, di fronte a tutto ciò, la scuola si è attrezzata, si sta attrezzando, sta molto lavorando in questo senso. Però la scuola da sola può fare, ma se ha, e per fortuna
ci sono queste reti di supporto, questi patti di comunità istituzionali che vanno dalle associazioni alle fondazioni, alle forze dell'ordine, ai gruppi sportivi, ai gruppi ricreativi, ai gruppi di volontariato, che entrano nelle scuole e consentono alle scuole di far vedere spaccati di realtà che altrimenti sarebbero negati a questi ragazzi. Io trovo fondamentali altre due strade: che la scuola resti aperta di più. So che i miei insegnanti non so se sarebbero propriamente d'accordo, però la scuola non è neanche solo degli insegnanti, la scuola è del territorio dove c'è. E a volte non ci sono più gli oratori, non ci sono più altri spazi. La scuola potrebbe, dovrebbe diventare uno spazio in cui, oltre alla relazione didattica, si potenziano queste relazioni orizzontali. Vi faccio un esempio banalissimo. Quando l'insegnante organizza il corso di teatro al pomeriggio, non c'entra niente il voto, non c'entrano niente i compiti, e lavora con i suoi ragazzi su un piano orizzontale, no? Per costruire un percorso scenografico di messa in opera di una PS, di un lavoro. E tutte le volte l'insegnante dice: ma guarda, ho scoperto che Paolo, che Manuela hanno delle cose, manifestano delle peculiarità che in classe non mi era dato modo di vedere, perché la classe, ahimè, ha una sua struttura molto rigida. E vengo alla seconda novità, secondo me, che dovremmo cercare di attuare, e che non che il PNRR sia la panacea di tutti i mali, però è un grosso stimolo, perché noi siamo chiamati come dirigenti scolastici, come scuole, a cambiare il volto anche spaziale di almeno il 50% delle nostre classi. Questo è il nostro obiettivo nei prossimi 2 anni. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche lo spazio, che ha la sua importanza, non è più la cattedra rigida. Hai questi 20, 25, se ti va bene, a volte sono 30, 32 alunni, tra l'altro di cui 4 DSA, un paio di 104, 5-6 stranieri, quelli che hanno problemi, insomma, però in cui a volte la classe si rovescia, la cattedra scompare, i banchi si allontanano, si fa lavoro di gruppo, ci si incentra insieme, ci si conosce e si creano relazioni il più possibile orizzontali. Poi trovare la quadra tra tutto questo è complesso, perché poi la scuola ha comunque, perdonatemi questo termine, âgé, i programmi da svolgere, i percorsi da attuare, conoscenze e competenze da realizzare, perché poi questi ragazzi sono chiamati ad affrontare chi il mondo del lavoro, chi il mondo dell'università. Quindi la scuola ha un suo ruolo rispetto al quale non può venire meno. Però è anche vero che va, secondo me, recuperata molto forte la questione della relazione, come diceva prima il dottore che mi ha preceduto. L'idea che gli insegnanti io almeno ai miei insegnanti, ai nostri insegnanti dico sempre: guardate che dovete avere una vista molto attenta ai silenzi, ai mutismi, a chi non alza la mano, a chi non si fa vedere, a chi non si fa sentire, e soprattutto dovete sempre pensare, proprio per sposare la tesi dell'orizzontalità, che c'è un organo morale che abbiamo tutti, e che è la vista. Perché se vedono che tu per primo ti metti in gioco, ti interessi, ti spendi, ti preoccupi, cioè ti occupi prima che, allora i ragazzi che sono intelligentissimi sulle dimensioni emotive, hanno dei sensori
eccezionali, a volte anche inconsci, ma capiscono al volo se tu sei veramente interessato a loro o se sei semplicemente il solito trasmettitore dell'aoristo piuttosto che delle guerre puniche o via discorrendo del teorema di Pitagora, siamo sempre lì, no? E allora recuperare tanto in umanità. Attualmente io ho l'impressione, ovviamente ci sono tante zone grigie, zone di fatica, zone di difficoltà che vanno curate, però c'è anche tanta voglia di ritrovarsi. Vedo nella mia scuola, quest'anno abbiamo detto ragazzi riprendiamo a fare le uscite, i viaggi di istruzione, non riusciamo più a starci dietro, perché c'è una voglia di stare insieme, di fare esperienza, di tra virgolette, passatemi i termini, di godersela, proprio come gruppo, come adolescenti, come classi. In tutto ciò trovo sempre là nell'ombra, e qui la chiudo, questi genitori che non so esattamente come se la stiano cavando. Non li invidio, molti di loro sono destinati a vedere i loro figli molto meno a volte di quello che li vediamo noi, perché tolta la cena e un po' di TV, non so quanto tempo dedichino a chiacchierare, a stare con i loro figli di fatto. Però a volte sono anche loro costretti da tutta una serie di circostanze. Allora magari la scuola potrebbe diventare anche per loro uno spazio di incontro. Ecco, scuole un pochettino più aperte, non so se il direttore ci concederà la possibilità di farlo, ma sarebbe molto bello che le scuole rimanessero aperte. E in questo però gli enti locali dovrebbero essere un pochino più disponibili. Non dire a una certa ora si chiude perché c'è il riscaldamento, perché non ho il custode, perché poi insomma tante cose, no? Invece la scuola secondo me dovrebbe diventare una sorta di agora che è un po' andata perduta in altri ambiti. Grazie. Bene, grazie. Grazie a questa testimonianza Mario, anche a tutto tondo direi, no? Perché ha fatto un po' sintesi. Se qui in aula siamo in pochi, ma c'è qualcuno o qualcuna che vuole fare una domanda, abbiamo lo spazio per raccoglierla. Finché qualcuno pensa, se c'è anche la nostra hostess che ringrazio che gira con il microfono, e io dico grazie a Mario perché il dottor D'Alcengio ci ha un po' detto, no? Questi punti di attenzione tramite gli studi sono il ritiro sociale, i disordini alimentari, l'autolesionismo, ma soprattutto questa questione del futuro che non si vede e che genera ansia, che questa direi che è la cosa più, cioè ci dobbiamo proprio prendere carico di questa questione. E Amedeo Bezzetto ci ha un po' rassicurato, se posso permettermi, dicendoci che se lavoriamo nel senso della comunità educativa e riusciamo quindi, anche mi è piaciuto molto nel passaggio di Amedeo, questa idea che l'autonomia, l'autorevolezza, no? L'autorità va data ai ragazzi come un guadagno, no? Però va incoraggiata e anche questo è un tema molto importante perché gli va restituita una capacità, diremo oggi, di agency, no? Cioè di autodeterminazione di sé. Credo che questi siano tutti ingredienti, io dico da miele, cioè cose dolci che possono forse ridurre, ci auguriamo, la questione del disagio profondo. Poi avremo sempre una fascia di popolazione che in adolescenza si interroga e si inquieta, però se è circoscritta questo ci aiuta. Detto questo, c'è qualche domanda in sala che volete fare approfittando della presenza di persone di questo calibro? No, non vedo mani alzate. Allora, direttore, vuole fare un commento lei a queste cose che abbiamo sentito e ovviamente a questo punto noi abbiamo un appuntamento anche con i docenti, credo, e gli altri dirigenti su questi temi che ci eravamo posti, no? Prego, direttore. Allora, gli interventi sono stati interessantissimi. Intanto la prospettazione dei dati credo che ci abbia, diciamo, squadernato la realtà, no? In modo anche un po'
crudo, chiaro. E del resto, insomma, anche dal nostro osservatorio regionale e dal colloquio che, insomma, cerchiamo di intrattenere con i dirigenti scolastici, insomma, dei segnali di allarme ci sono arrivati, avendo poi appunto un osservatorio così grande, quindi abbiamo quasi 700.000 studenti in Veneto, per cui insomma credo che su questi numeri effettivamente diciamo, è possibile capire che ci sono delle tendenze, delle sofferenze, delle situazioni particolari. Devo dire che mi è molto piaciuto quello che è venuto fuori anche un po' in termini, diciamo, dialettici, anche se in modo molto soft, tra la dimensione verticale della scuola, che anch'io penso sia ineliminabile, e credo anche un po' educativa, perché poi tutti ci troviamo in qualche misura in situazioni verticali, vorrei dire quasi gerarchiche, no? Per usare un termine burocratico, cioè in situazioni in cui abbiamo un ruolo che ci viene più o meno, diciamo, ritagliato sopra, nel quale stiamo, magari temporaneamente, e abbiamo un sotto, un sopra, e in qualche modo dobbiamo imparare a gestire anche quella situazione. Ed è una situazione un po', diciamo, prestazionale, in cui qualcuno si aspetta da te una prestazione. Ok? La scuola è sicuramente anche questo, è ineliminabile, lo diceva bene Bonini, però se diciamo, per recuperare ed esercitare invece anche il suo ruolo educativo, credo che appunto la possibilità che le scuole hanno sempre di più e che comunque va ancora di più incentivata, anche attraverso la trasformazione delle aule, proprio come spazi, come ambienti di apprendimento, di introdurre momenti importanti di orizzontalità, che magari sono con le stesse persone, con gli stessi insegnanti, solo che ci sono momenti in cui i ruoli sono diversi o sono destrutturati, sia importantissimo, perché appunto permette agli stessi insegnanti di avere un punto di osservazione dei propri studenti e anche delle inquietudini, ma anche delle abilità, dei talenti dei propri studenti completamente diversi, completamente nuovi. Quindi penso che se la scuola può, diciamo, non certo sui casi, diciamo, che hanno già una rilevanza patologica, ma comunque sul malessere che comunque pervade comunque sempre la fase adolescenziale in una qualche misura, ma che in questo periodo, diciamo, si manifesta magari in modo più massiccio e più anche preoccupante. Ecco, credo che se la scuola riesce veramente a esercitare bene questi due momenti, anche a farli comprendere ai propri studenti, no? Ci sono queste due dimensioni che si intersecano, che poi sono poi un po' il paradigma della vita di tutti, no? Credo che sia un grande aiuto per i ragazzi e per gli studenti. Credo anch'io che l'aver recuperato la dimensione della classe in presenza sia di per sé molto importante, perché i ragazzi possono anche aiutarsi tra di loro, e anche in questi momenti orizzontali, non solo con gli adulti si possono confrontare in un modo diverso, ma anche con i propri compagni di classe. Quindi penso che veramente dobbiamo continuare a lavorare su questi aspetti. Chiediamo molto ai nostri insegnanti, ecco, io ho questa preoccupazione, questa inquietudine, perché chiediamo davvero tanto, chiediamo non solo in termini di competenze generali, cioè vogliamo che siano dei formatori e anche degli educatori, e non è semplice, non è che siano stati preparati per questo, anche nel loro percorso precedente. Ma chiediamo tanto, credo, anche proprio dal punto di vista dell'investimento emotivo, no? Perché essere non solo formatori ma anche educatori vuol dire che ti devi proprio coinvolgere fortemente come persona. Però credo anche che chi lo fa veramente poi dalla scuola non si staccherà mai, cioè viene rapito da questa cosa e basta, insomma, è una dimensione che ti prende per sempre. Certo, credo che a livello poi, come dire, contrattuale, sociale, eccetera, tutto questo dovrebbe avere una sua anche precisa
preciso ritorno, preciso riconoscimento, insomma. Ecco, quindi grazie davvero per questo momento di approfondimento che credo sia stato bello e prezioso, e noi continueremo anche con questi momenti che sono veramente importanti, insomma, per la nostra scuola, di riflessione e di anche messa a disposizione di intelligenze come queste. Grazie, davvero. Grazie direttore, infatti abbiamo un appuntamento con l'ordine, no, degli psicologi in gennaio, e che ringraziamo per questo, e ovviamente teniamo presenti i 2 contributi del dottor Dalcengio e del dottor Amedeo Bezzetto per prossimi incontri che solitamente facciamo a distanza, perché così raggiungiamo più docenti ovviamente, proprio per riflettere su questi temi, perché anche un ultimo passaggio che volevo richiamare, che mi era piaciuto, era che la motivazione può essere insegnata. Noi in fondo, no, parlo al dottor Bezzetto, abbiamo sempre pensato che la motivazione sia un po' un aspetto quasi non genetico, no, ma che quasi sia, come dire, una caratteristica personale. Il fatto che tu ci abbia detto che può essere insegnata è una grande cosa questa, no? Pensando anche a quello che ha detto Mario, quindi quando un insegnante si rende disponibile a fare il teatro il pomeriggio o a fare un'attività appunto orizzontale, dove va a trovare proprio quella cosa lì, cioè va a lavorare sulle leve motivazionali, che sono un riportare, come dire, l'idea che posso farcela, no? Perché noi a scuola abbiamo in fondo, e con questo io chiudo se non ci sono domande, siamo un luogo educativo di base ottimista. Cioè la nostra bellezza è che la scuola è un luogo ottimista, non è un luogo di patologia, e quindi noi pensiamo che possiamo scommettere su qualsiasi. Non a caso la scuola italiana è la scuola nel mondo migliore per l'inclusione, e di questo mi posso fregiare di dirlo avendo visitato altri paesi e sapendo come si organizza l'inclusione anche fuori dall'Europa. Quindi siamo di fatto forse a volte troppo ottimisti, e questo può anche essere una critica, però quindi ce la possiamo fare, intendo dire. Ecco, dentro a una visione ottimista occorrerebbe anche per la scuola, dottor Dalcengio, un maggiore investimento del prodotto interno lordo, perché se noi avessimo un maggiore investimento del prodotto interno lordo potremmo pagare di più gli insegnanti per chiedere loro queste cose, che in fondo avrebbero un ritorno in termini di riduzione di costi terapeutici, non guardarmi male Michele, no, ma sulla società molto rilevanti. Quindi se da un lato dovremo aumentare le spese per la salute mentale, anche sulla scuola devo dire, ecco, siamo in pochi, peccato, ma però a distanza spero che ci siano più persone collegate che ascoltino questo. Grazie a tutti voi per essere stati presenti, finiamo anche in anticipo come giustamente è, visto che siamo in meno, e buone riflessioni. Grazie ai relatori.